la creazione alla quale arrivava quotidianamente, si può dire no. Era un insieme, un intreccio tra spontaneità e cordialità e metodo e impegno e forza di volontà, come in tutti i grandi casi, che hanno prodotto questi risultati. Questa è la grandezza di Pompeo Pianezzola, artista novese scomparso nel 2012, di cui ricorrono quest'anno i 100 anni dalla nascita. A lui il Museo Civico di Bassano rende omaggio con un'antologica che raccoglie 120 lavori tra dipinti e sculture di uno dei grandi esponenti dell'arte della seconda metà del Novecento. Io credo che sia davvero importante per un'amministrazione comunale lasciare il giusto spazio e celebrare quelli che sono stati i grandi artisti del territorio che in questo caso, come Pompeo Pianezzola, ha davvero lasciato tanto. Un artista curioso, raffinato, coraggioso, che ha saputo affiancare stili e materiali nella ricerca mai stereotipata dell'espressione di sé e del mondo vissuto. Fu contraddistinto da una volontà e da una disciplina ferme, guidate da un estro creativo in continuo divenire. Non solo un ceramista, non solo uno scultore, non solo un pittore, ma tutto questo unito e rivisitato, in un certo senso rigenerato. Tutto è scultura allora, per lui, e tutto è pittura. E quindi ha una libertà straordinaria nei materiali e nelle forme, e questa è la sua personalità. Lui nasce sotto la stella della ceramica, ma questa stella la fa brillare trasportandola nel campo delle grandi arti. Artista tutto tondo, coltissimo, aggiornato su tutte le novità, con un linguaggio compiutamente europeo, ci regala 70 anni di arte straordinaria che non a caso fu riconosciuta da tutti i massimi artisti del Novecento. Pezzi magnifici messi a disposizione per l'occasione soprattutto da collezionisti privati, uno su tutti Ivano Costenaro. Dietro ogni opera c'è la storia di qualcuno che racconta quel momento in cui l'artista ha fatto l'opera. La rassegna si potrà visitare sino al prossimo 7 settembre.